Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, consueto appuntamento col contenitore domenicale dello sport sardo. Caro il mio Roberto Pina, ti do una bella pappina perché è bello essere insieme. Insomma, è il nuovo studio. Da tantissimo che poi non facevamo questa trasmissione. Da tantissimo, nuova location, sì. Possiamo dire così, insomma, sarà una stagione, quella seconda parte di stagione, diciamo così, dove cercheremo di essere sempre insieme, quantomeno il più possibile. È una minaccia? È una minaccia, assolutamente. Okay. Però insomma è chiaramente la domenica lo spazio che noi come al solito assicuriamo a tutte le squadre sarde che hanno giocato nel weekend. Si inizia la settimana dalla domenica e iniziamo come sempre con quello che, ricordando un po' quello che è successo in questo fine settimana, perché è stata un fine settimana un po' particolare. Da una parte grandi soddisfazioni, dall'altra soddisfazioni insomma, a metà, abbastanza limitate, a partire dal Cagliari di Ranieri, insomma, che venerdì sera ha perso contro il Modena, perdendo tra l'altro anche la zona playoff, perché insomma è stata risucchiata un po' quella che era la paura principale dopo la sconfitta per 2-0 di venerdì sera. Le vittorie di Parma, Reggina, insomma, e tutte le altre hanno fatto uscire il Cagliari momentaneamente dalla zona playoff. In Serie C, invece, in Serie C finalmente, potremmo dire così, l'Olbia è tornata alla vittoria, forse nel momento più complicato, no? Dimissioni, non dimissioni, o chi si resta o chi si va, confermato in settimana dalla società il tecnico dei bianchi, ed è arrivata la vittoria grazie al solito ragazzo. Poi andremo anche a vedere le immagini del bel successo dei bianchi, una vittoria che sicuramente non risolve i problemi importanti per l'Olbia in classifica, ma dà una nuova speranza, mentre per la Torres è un pareggio che lascia soddisfazione a metà, perché la Torres ha fatto un ottimo primo tempo contro la Lucchese, poi però come sempre è mancata un po' nell'attenzione, no? È arrivato il pareggio della squadra avversaria, però c'è stata la reazione finale che invece era mancata nei precedenti turni. Assolutamente sì. In Serie D invece grandissima vittoria dell'Atletico Udi, incredibile mi verrebbe da dire, ma non Paba on fire. A parte Paba on fire, 13 gol e 13 gol fatti nelle ultime 5 partite per l'Atletico Udi, che ha la migliore forma, no, del girone G di Serie D, incredibile, non tanto perché sono andati a vincere 3-0 i giallorossi di Mister Paba contro la Paganese, ma perché Andrea Olmeo, che è qui con noi, lo aveva pronosticato. Ha detto incredibile, cioè la Paganese gioca a porte chiuse, potrà essere favorito l'Atletico Udi, incredibilmente, insomma 3-0. Ma Andrea Olmeo ne sa tantissimo. Sì, assolutamente. Bisognerebbe capire cosa sa, però questo è un altro discorso di meme, poco in realtà. 3-0, diciamo, insomma, l'unica gioia delle squadre sarde di Serie D, perché per il resto solo sconfitte, brutta sconfitta pesante 2-0 contro la Casertana, ma non tanto per l'avversario quanto per il fatto che, vedremo poi in classifica, il Cosa è penultimo, quindi in questo momento sarebbe retrocesso in eccellenza. Perde anche l'Ilva Maddalena, un brutto, pericoloso contro salvezza in casa. È molto pericoloso, sì, anche perché poi cambia mentalmente, ne parleremo quando vedremo anche i gol, cambia proprio mentalmente forse la stagione dei ragazzi di Garcia. Sì. Contro il Portici, poi si ferma anche la corsa playoff dell'Arzachena di Marco Nappi, 2-0 vittoria della Lupa Frascati, insomma non c'è 2 senza 3 stavolta, non è capitato. Andiamo con ordine? Andiamo a rivedere tutto, iniziando come sempre dalla Serie C, quindi con i risultati. Tra Torres e Lucchese, 1-0 vittoria della Carrarese contro il Montevarchi, 2-0 anche per la Virtus Entella contro
La Fermana 1-1 tra San Donato Tavarnelle e Vispesaro, 2-1, una vittoria importante dell'Ancona di Federico Melchiorri contro la Reggiana, che si ferma da ottobre che non perdeva. Sì, che non perdeva, sì, e arrivava, se non sbaglio, da 6 vittorie consecutive, quindi comunque è un risultato importante, con un Melchiorri anche lui un po' come Paba, forse sta cercando di emularlo. Esatto. On fire, continua da Ancona a segnare. Melchiorri Auri sarebbe bello. Facciamo una petizione, secondo me, per questo fatto. Importante il 2-1, appunto la sconfitta della Reggiana contro l'Ancona, perché poi c'è questo 4-0 del Cesena contro il Siena, che quindi riporta il Cesena a 3 punti in meno, insomma, rispetto alla Reggiana. 2-0 la bella vittoria del Pontedera di Max Canzi contro l'Alessandria, 0-0 tra Recanatese e Imolese, 0-1 la vittoria del Gubbio di Davide Arras contro il Rimini. Questa invece è la classifica del girone B, con la Reggiana che continua a comandare con 58 punti, 54, quindi risucchia in qualche modo il Cesena 3 punti alla Reggiana, rosicchia, non risucchia, ma risucchia anche, perché è risucchiata in qualche modo. 52 punti per la Virtusentella, 48 per l'Ancona, 43 Gubbio, 41 Pontedera, 39 Siena e Carrarese, 36 Lucchese e Rimini, 35 Fiorenzuola, 32 Fermana, 29 per la Torres di Stefano Sottili, 27 per la Vispesaro, 26 per la Recanatese, 25 per il San Donato, 24 per l'Alessandria, 23 per l'Olbia, 20 per l'Imolese, 18 per il Montevarchi. Insomma, una classifica che insomma lascia forse molto più di qualche rammarico, ancora una volta, per la Torres di Stefano Sottili. L'Olbia con la vittoria si riporta insomma a portata di mano, diciamo così, rispetto alle altre squadre che la precedono. Però iniziamo ovviamente dalla Torres, prima di andare a vedere gli highlights dell'1-1 contro la Lucchese. Insomma, se la settimana scorsa abbiamo detto l'Olbia, anzi l'abbiamo detto al DS Tatti in conferenza stampa qualche giorno fa, l'Olbia ha fatto 2 punti su 9 a disposizione nelle precedenti 3 partite. La Torres l'ha fatto 2 punti nelle ultime 3 partite, con questo pareggino, possiamo dire così, contro la Lucchese. Insomma, inizia un po' a preoccupare. Sì, preoccupa più che altro, anche se poi di fatto i risultati che abbiamo visto aiutano un pochino la formazione rossoblù, perché i punti di distacco dai play-out sono rimasti comunque 4, quindi più di una gara di vantaggio sui play-out per i rossoblù di Sottili. Più che altro è stata una settimana particolare, no? Contro la Recanatese, una partita che la Torres ha dominato, poteva vincerla anche 2-3-0, invece alla fine l'ha pareggiata 1-1 con un autogol. Poi a Pesaro un 2-1, una sconfitta nata su 2 tiri praticamente subiti in porta, entrambi da calcio piazzato, mentre contro la Lucchese una disattenzione aveva aperto alla marcatura degli ospiti. Poi però è stata brava la Torres con un po' di reazione a riportarsi sul pareggio. Secondo me è una settimana che deve insegnare tanto. Questa è una Torres che mentalmente ancora deve fare un salto importante a livello di cattiveria, di cinismo, anche nel saper essere sporca, saper essere cattiva. La Serie C lo chiede, non si può sempre essere belli, saper giocare bene, anche perché forse questa squadra ancora non è la Reggiana, non è pronta a dominare le partite, deve essere anche brava a gestire vari episodi. La speranza è che questa settimana, con 2 soli punti, se ne prendevi 9, secondo me avevi quasi chiuso il discorso salvezza, invece ne hai fatto solo 2, insegni qualcosa già a partire dalla trasferta di Siena, che è una gara molto difficile, un po' perché il Siena si deve recare le ferite, arriva da un periodo difficile, vorrà fare bene, e un po' perché comunque sia devi adesso andare a giocarti punto su punto la salvezza per provare a chiudere il discorso prima possibile, e non è facile in un ambiente frenetico come quello sassarese, un ambiente molto anche caldo. Si è visto anche durante la partita contro la Lucchese che le difficoltà anche ambientali comunque al momento ci sono per la Torres. E poi c'è un grande quesito, e magari ne parliamo anche più approfonditamente dopo. Ruocco, bisogna trovargli un ruolo in questa Torres, perché al momento è un panchinaro e oggettivamente avere Francesco Ruocco come alternativa non va bene. Va bene, andiamo a vedere allora gli highlights di Torres Lucchese. Chiedo scusa, un 1-1 che appunto, come abbiamo detto, lascia un bel po' di rammarico in casa rossoblù.
Ecco, abbiamo visto, no? Un 1-1 con tante anche occasioni nel finale per la Torres, 2 pali, anche se a dire il vero Bruzzaniti ha sfiorato il 2-0, ha preso la traversa e avrebbe potuto chiudere la partita di fatto a favore della Lucchese, però poi la Torres ha reagito tanto. Secondo me abbiamo parlato del rammarico, degli aspetti negativi, bisogna anche guardare gli aspetti positivi che ha dato questa partita per i rossoblù. Innanzitutto, ritorno al gol di Scappini, non segnava da 8 turni, e per un attaccante come lui che vive di fatto per il gol, perché Stefano Scappini praticamente non avrà dormito per un paio di mesi per non essere andato a segno nei precedenti turni, essere tornato a farlo su rigore, tra l'altro, dove già in stagione aveva sbagliato un rigore importante, lo ricorderete anche contro l'Olbia nel derby casalingo, però ha segnato quello con la Carrarese, lui stesso in conferenza stampa lo ha rimarcato, perché l'uomo comunque segna tutto, ci tiene vagamente, sì, ci tiene un pochino. Hai ritrovato lui e soprattutto dalla panchina è spuntato Bob Murphy o Moregbe, che con un nome che è già un mio idolo, nuovo idolo del Vanissimo, in assoluto nuovo idolo, il buon Omoregbe, che è entrato con una voglia classica di un 2003, ma anche con una capacità di mettere in difficoltà la Lucchese, tant'è vero che anticipiamo già, spoileriamo, domani sarà nei nostri meme con una motosega in mano, perché è quello che si sono ritrovati da Merletti e compagnia davanti ieri per riuscire ad affrontare l'ex primavera del Milan, che oggettivamente sembra un rinforzo che la Torres forse non aveva, correggimi se sbaglio, perché Ruocco è vero che ha quello strappo, però ha delle caratteristiche diverse, mentre Omoregbe è un attaccante anche fisicato, con personalità nell'uno contro uno, ha molto tiro da fuori, ieri lo ha dimostrato in un paio di occasioni, personalità nonostante la giovane età, potrà aiutare secondo me come alternativa a gara in corsa al momento, ovviamente. Ricorda, ovviamente poi facendo tutte le distinzioni del caso, un po' quello che Zito Lovumbo ha rappresentato per il Cagliari, insomma, la pallottola impazzita, sì, cioè quello che appunto Sottili l'ha fatto entrare. Tra l'altro ricordiamo e raccontiamo un po' anche il momento dell'ingresso di Omoregbe, perché in realtà stava entrando solo buona volontà. Sì, vero. Tutta la tribuna, tutto lo stadio di Sassari ha iniziato a vociare contro Sottili, è l'ultimo cambio, li hai sprecati tutti, se non entra, metti l'attaccante, ce l'hai, e allora a quel punto è entrato anche Omoregbe, direi che insomma effettivamente si è vista la differenza, perché poi è arrivato il pareggio, quel doppio palo incredibile che vedremo adesso in questa azione, no? Come al solito tutto parte da Ruocco, che non a caso poi insomma quando è entrato Omoregbe si è spostato da seconda punta a esterno nel tridente alle spalle dell'unica punta che era appunto Scappini, con Saporiti al centro e Omoregbe appunto a destra. Non a caso appunto quando si è spostato sull'esterno Ruocco ha fatto vedere effettivamente che tipo di giocatore è. Ecco, diciamo sì, tra l'altro su questo aspetto ne aveva parlato anche Sottili sia in pre-partita che in post-partita, dicendo secondo me non è proprio un trequartista. Io non so se Ruocco alla fine potrà fare anche il trequartista in questa Torres, magari alle spalle di un Diakité, uno Scappini, o di un Diakité e un Omoregbe, o un Omoregbe e uno Scappini, non lo so. Quello che so è che oggettivamente quando poi viene spostato sulla fascia sembra un altro tipo di giocatore, detto che al momento ancora non è al massimo della sua condizione, ovviamente. Allora, apriamo parentesi, abbiamo poche immagini sulla Serie D, quindi domani recupereremo alla con zona mista, quindi oggi ci concentriamo un po' di più, non ce ne vorranno i nostri cari amici. Ci sarà spazio per lui, per Aloia, per Pava, la bella vittoria. Però insomma, oggi diamo un po' di spazio in più alla Serie C, quindi abbiamo 2 video di Sottili più uno di Scappini, quindi inizierei ad andare a sentire quello che ha detto appunto Stefano Sottili in conferenza stampa, perché effettivamente insomma sono temi abbastanza interessanti. Andiamo. Sì, il rammarico di aver concesso comunque un'occasione che era leggibile, perché riguardandolo l'ho già rivisto, c'è un inserimento da fuori area dove chi era vicino a lui non si è minimamente preoccupato di accompagnare l'azione, probabilmente pensando che la difesa fosse in grado di assorbire l'inserimento di Panico. È stato di fatto che invece i difensori erano già 1 contro 1. Quindi anche lì si ritorna un pochettino a una problematica che secondo me esiste, c'è una mancanza di comunicazione che poteva aiutare a leggere meglio il pericolo e probabilmente magari essere più efficaci in fase di non possesso. Poi c'è stata una reazione veemente da parte della squadra e questo mi lascia anche
un po' di amaro in bocca, perché se allora ce l'abbiamo, perché non essere veementi fin da subito, già nel secondo tempo? Perché aspettare di prendere uno schiaffo per poi mettere tutto quello che si ha in corpo a disposizione della squadra per andare a recuperare il risultato? Perché non lo posso fare quando il risultato è in parità per andare a vincere la partita? Questo può essere rammarico, ma ti ripeto, è come lettura per andare a sempre a cercare il meglio dalla squadra, sempre a ottenere il massimo dai ragazzi, poi l'avete visto anche tutti, anche voi, e, insomma, abbiamo creato, ci sono state occasioni, siamo stati spinti dal pubblico, c'è stata grandissima partecipazione da parte di tutto lo stadio, ma questo perché hanno visto nell'atteggiamento e nella buona volontà da parte dei ragazzi la possibilità e la capacità di andare a impensierire la Lucchese. Il rammarico di non averla vinta, ma purtroppo siamo qui a rammaricarci un po' troppo spesso ultimamente e ci mancano troppi punti, ci mancano. Ecco, provo a farti subito una domanda, anche un po' provocatoria, perché di fatto la Torres aveva una certezza, anche all'inizio con Sottili, ma in generale nella gestione greco, che era la solidità difensiva. Io credo che sarà fondamentale ritrovarla, no? Non concedere gol del genere, come lo abbiamo visto dalle immagini, una rimessa laterale, c'è un taglio di un attaccante e non viene letto, non c'è comunicazione tra i giocatori, ma anche i 2 gol presi a Pesaro con un blocco su calcio d'angolo, invece una punizione all'ultimo, con tutti molto schiacciati sulla linea del portiere e nessuno che va sul giocatore a rimorchio. È secondo te un problema tattico, cioè questo 4-3-1-2 espone magari a volte la Torres a delle ripartenze, a delle disattenzioni in difesa, o è più una questione mentale che ora che iniziano a mancare sempre meno partite, la Torres non si è riuscita a staccare definitivamente la zona play-out, nella testa dei giocatori conta un po' troppo questo? Il problema secondo me è un po' quello che dicevamo appunto settimana scorsa per l'Olbia, lo abbiamo detto dall'inizio del campionato, lo abbiamo detto per il Cagliari in Serie B, cioè c'è questa preoccupante tendenza delle squadre sarde del calcio professionistico a concedere regali. È vero. Concedere tanti regali all'avversario, soprattutto poi in partite in cui in teoria non te lo puoi permettere, perché tendenzialmente la partita di ieri forse era uno 0-0 scritto, cioè per quello che si era visto in campo, ma non tanto perché la Torres non si è riuscita a produrre, perché in realtà le azioni, le occasioni, anche la manovra, insomma, soprattutto nel primo tempo, ha fatto vedere qualcosa di interessante, qualcosa di buono. Però effettivamente è mancata la zampata ed è arrivato l'errore. È arrivato l'errore che ha risvegliato la squadra, l'ho detto Sottili, quello che abbiamo visto a livello di reazione, magari si potrebbe mettere in campo da subito. Evitiamo di fare l'errore per svegliarci. Cioè non è che devi prendere lo schiaffo per svegliarti, cioè, sarebbe chiaramente plausibile che la squadra attaccasse già con quel piglio dall'inizio. Detto questo, stiamo vedendo che è un campionato molto livellato, è un campionato che dalla cima alla coda regala effettivamente tante partite non entusiasmanti, vero, perché ci è capitato anche vedendo le partite appunto della Reggiana di turno, comunque insomma delle prime, faccio un nome, Lentella, non è che faccia un gioco spettacolare, però è un gioco molto utilitaristico, per cui chiaramente è al terzo posto a 6 punti dalla Reggiana. Detto questo, io credo che, come hai detto giustamente tu, come hai scritto stamattina su 131, la partita di ieri, che arriva al termine di un ciclo di 3 partite dove, tornando a quello che dicevamo all'inizio, la Torres ha fatto 2 punti su 9 e poteva farne 9, sì, perché poteva farne 9, assolutamente, per quello che ha dimostrato sul campo, deve necessariamente insegnare. Perché l'errore di Lisai che molla Panicco nel taglio su un fallo laterale, effettivamente è un errore che da un giocatore esperto come Lisai, ma anche da un reparto comunque attento, come è stato di solito quello della Torres, uno non si aspetta. Certo. Però il problema è che arrivati a questo punto, come dicevi tu giustamente, ora che la stagione continua ad andare avanti e mancano sempre meno partite, insomma, l'errore poi può diventare davvero decisivo, per cui è chiaro che già dalla prossima partita servirà maggiore attenzione. Andiamo a sentire le altre parole di Stefano Sottili. Non c'è la parte su Liviero, l'abbiamo tagliata, ma insomma per ovvi motivi di tempo. Liviero che è uscito a fine primo tempo, riacutizzarsi del solito problema, per cui, insomma, questo è. Andiamo, Sottili.
Sì, che purtroppo come c'è un errore lo stiamo pagando. Io anche oggi, quante parate ha fatto Alessio? No, contatemele. 0. Una squadra che comunque tutto sommato è una tra le migliori difese del campionato, andare a subire gol con il proprio portiere che non fa, e questo ci è capitato nelle ultime 3 partite, che non fa neanche una parata, perché in realtà l'unica parata che ha fatto Alessio è stata contro la Recanatese alla fine sul retropassaggio corto di Paolo, di Dametto, ti rompe le scatole, sinceramente. Stai pagando carissimo, a carissimo prezzo ogni minimo errore, ogni minima disattenzione. Chiaro che ci dobbiamo lavorare, chiaro che in questo momento non ho altri rimedi che quello di poter lavorare con i ragazzi. Mi fa piacere che con quello che hanno dimostrato nella parte finale, credo abbiano dimostrato, e mi auguro che ne facciano tesoro, che comunque la squadra ha forza di volontà e sta bene fisicamente. Quindi anche tutte queste seghe mentali di sti secondi tempi che si va in calo e che incomincino a capire che il lavoro che si sta facendo durante la settimana porta a star meglio e a poter tenere certi ritmi durante tutto l'arco della partita, che ne siano consapevoli, perché la squadra ha bisogno di questo, perché da qui alla fine, come vi ho detto quando sono arrivato, se no avremmo avuto, in queste 3 partite avremmo fatto 9 punti, ok? Ne abbiamo fatti 2, ci sarà da soffrire fino alla fine, mettiamocelo bene in testa, perché il mantenimento della categoria è troppo importante per la città e per la proprietà. Siamone consapevoli, stiamo lì a battagliare, ne dobbiamo essere consapevoli. Noi come squadra sì, ma ne deve essere consapevole anche tutta la città e tutti i nostri tifosi. Ecco, abbiamo sentito le parole di Stefano Sottili, mi soffermerei soprattutto su questa parte finale, perché richiama, lo ha detto lui stesso, quello che era stato il suo discorso iniziale, il giorno della presentazione, come nuovo allenatore della Torres. Come giudichi tu questo messaggio in qualche modo alla piazza? Cioè della serie, ci dobbiamo salvare, quindi va inteso secondo te come una sorta di richiesta di maggiore lucidità in qualche modo? Cioè della serie, cerchiamo di capire qual è il livello di questa Torres e quello che possiamo anche ottenere, oppure c'è dell'altro? No, guarda, io credo che dipenda molto dalla settimana anche che ha vissuto Sottili a Sassari. Dalla Recanatese fino alla gara contro la Lucchese è arrivata, non dico la prima contestazione, però i primi gugugni, che poi arrivano sempre a un allenatore in un modo o nell'altro, no? Sottili ha vissuto per alcune settimane sul beneficio del dubbio. La piazza ha contestato fortemente Greco e ha accettato di buon occhio il cambio in panchina. Ora però vede che alcuni errori, magari o considerati tali per la piazza, si ripetono, sono una costante, magari non saper chiudere le partite, che già succedeva con Alfonso Greco in panchina, e quindi inizia a mugugnare anche sull'operato di Sottili. Io credo che da una parte abbia ragione Sottili, la piazza deve capire che questi sono errori normali di crescita per una squadra che è stata ripescata, che da tanti anni, dal 2014-2015, che non è esattamente dietro l'angolo, e la tua schiena lo potrebbe confermare se potesse parlare. Che bello. Esatto. Mi ero già fatto male al ginocchio. Però comunque era già iniziato il decadimento. Perché non ti fai mancare mai niente, Esatto. Quello è un altro discorso, è un discorso personale. Il decadimento tuo. Era già iniziato. Questo ne parleremo poi anche c'è uno domani, speciale sulle tue articolazioni. Però detto questo, la squadra è un po' una squadra che deve crescere nella categoria ed è normale fare degli errori. Io quindi credo che un pochino abbia ragione Sottili, cioè la piazza deve mettersi in testa che bisogna un po' spingerla questa squadra. Secondo me è mancato un po' troppo presto l'entusiasmo. Poi è vero, bisogna essere anche bravi ad alimentarlo e magari questa Torres in campo con delle prestazioni buone, ma a livello di cattiveria sembra che sia sempre mancato quel centesimo per fare la lira. E Sassari è una piazza che ti può perdonare tutto, ma non la cattiveria in campo. Cioè preferisci una sconfitta dove però esci davvero con le ossa rotte rispetto magari a un pareggio che è arrivato per un po' di leggerezza, permettimi il termine, negli episodi. Quindi secondo me bisogna un po' dare un colpo al cerchio e una alla botte per provare a riportare entusiasmo alla piazza, e secondo me sarà fondamentale per l'ultima parte di stagione.
Prima di cambiare argomento e passare all'Olbia, andiamo a sentire anche insomma, un estratto delle dichiarazioni di Stefano Scappini, che appunto è tornato al gol dopo 8 turni. Gliel'abbiamo ricordato scherzosamente su Instagram. L'ha vissuto bene. L'ha vissuto bene questo digiuno di 8 partite, però insomma di fatto è tornato al gol benché su rigore, quindi andiamo a sentire l'estratto appunto delle dichiarazioni di Stefano Scappini. Resta il rammarico del gol preso perché ne viene da una rimessa laterale in cui quest'anno ne abbiamo presi tanti di gol così e purtroppo un'altra disattenzione generale, diciamo, ci poteva costare caro. Siamo stati bravi a reagire con il rigore e poi potevamo vincerla. Bene chi è entrato perché oggi hanno cambiato la partita, sono contento perché in questo campionato alla lunga sono importanti tutti e anche chi entra 20 minuti può spaccare la partita come è stato oggi. Volevo dedicare questo gol mio a tutta la squadra, perché al gruppo squadra, anche chi non ha giocato, perché siamo veramente un gran gruppo e meritiamo davvero di fare tanto. Ne venivamo oggi mentalmente non era facile. Sì, bisognava vincere, è vero, però un conto a dirlo a parole, un conto andare in campo e trovare un'altra squadra che è una bella squadra lucchese e che ha fatto anche una buona partita. Ne veniamo da 2 partite che pareggio al 90esimo contro la Recanatese non meritata, ci potevamo vincere davvero 3-0 e a Pesaro sicuramente non meritavamo di perdere, quindi mentalmente, cioè siamo umani, mentalmente siamo entrati in campo e non era facile gestire questa pressione. Non era facile gestire questa pressione, però in realtà di fatto insomma, almeno il pareggio in rimonta è arrivato. Abbiamo detto prima, Roby, cambiamo argomento, sì. O meglio, restando sulla Serie C, però passiamo a parlare dell'Olbia, un Olbia che finalmente, potremmo dire così, insomma, torna alla vittoria con una vittoria sporca, che forse era quello di cui aveva veramente bisogno la squadra, sì. La squadra di Occhiuzzi. Specie dopo una settimana così difficile, vincere con le unghie e con i denti, con un gol su rigore, comunque sia su rigore, arriva 1-0. 1-0 è il risultato perfetto secondo me per mandare un messaggio. Sì. Della serie, cioè, siamo ancora vivi. Ci siamo, tra l'altro insomma continua poi tra l'altro il periodo negativo del Fiorenzuola, 10° gol in stagione per Daniele Ragazzu. Andiamo a vedere le immagini, le principali emozioni di Fiorenzuola Olbia. Ecco, insomma, abbiamo visto le emozioni di Fiorenzuola Olbia, Roby, di fatto una vittoria meritata per i ragazzi di Occhiuzzi, per quanto
prodotto, è quello che abbiamo potuto vedere appunto negli highlights, effettivamente non una partita bella, questo va detto, però forse... Ma dopo tante partite in cui Esatto. giocavi anche bene, non volevo arrivare raccoglievi nulla, proprio a quello, cioè nel senso l'Olbia nell'ultimo periodo aveva fatto vedere delle buone prestazioni, tolta insomma la debacle incredibile contro la Fermana, che al di là di tutto comunque come incidente di percorso, diciamo così, con quelle caratteristiche ci può anche stare, però effettivamente, ripeto, con la vittoria di ieri si è vista una squadra con meno problemi, anche a livello proprio di concentrazione e di gestione un po' di tutte le situazioni delicate o comunque pericolose, e poi è arrivato il 10° gol di Ragazzi su rigore, non un rigore bellissimo, però insomma 3 punti sono arrivati. 3 punti sono arrivati, poi come stiamo vedendo anche nelle immagini, l'Olbia le sue buone occasioni le ha avute, anzi è stata sciupona, guardiamo anche questa grande occasione finita sul legno, però in generale poteva vincerla anche un pochino di più di 1-0, anche l'ultima azione per Corti, dopo una grandissima serpentina, non riuscì a tirare bene, per usare un eufemismo. Lo rivedremo. Esatto, lo rivedremo. Però sai che questo secondo me è un segnale importante da parte dello spogliatoio a società e allenatore, perché vivi una settimana difficile in cui la panchina diventa in qualche modo in bilico, ci sono delle discussioni tra società e tecnico, può anche starci che se i giocatori lo spogliatoio ha deciso che quel tecnico deve saltare, poi alla fine ti fa saltare a Fiorenzuola. Sì. E invece lo spogliatoio ha risposto bene, ha risposto con una prestazione di coraggio, più cinica rispetto al passato, nonostante sia in qualche modo divorata alcuni gol, o comunque abbia sbagliato alcuni gol, però comunque quadrata, che era quello che serviva a questa squadra, e alla fine questo è un messaggio importante per un Olbia che ha vinto molto poco in questo campionato. Quarta vittoria. E si può salvare solo continuando a vincerne un pochino di più. Quarta vittoria, giusto questa per... è l'occasione di Corti, esatto, fa tutto benissimo, poi la manda in calcio d'angolo. Quello di cui parlavamo prima, tra l'altro il salvataggio di Emerson qualche minuto prima rispetto a questa occasione dimostra anche, no, come effettivamente poi ci sia effettivamente una sorta di linea comune tra i senatori, il gruppo giovane e poi soprattutto anche lo staff tecnico. Debutto di De Sena, parole comunque di elogio da parte di Occhiuzzi nel post partita per l'ex Cagliari, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Virtus Entella. Andiamo a sentire le parole di Roberto Occhiuzzi nel post partita. Potevamo anche a un certo punto chiuderla, e quindi questo quello che mi piace rimarcare, ma già da tempo, è lo spirito che ha questa squadra, spirito battagliero. Oggi volevo vedere che la reazione sul saper soffrire, quindi per me è importante, pure perché quando vieni da tante prestazioni positive, tranne quella di martedì, tante prestazioni positive con tanti complimenti, aver raccolto poco, bisogna capire che per raccogliere il massimo bisogna saper soffrire in tutti i momenti, quindi mi piace rimarcare insomma questo. Cioè, tante volte, ripeto, le gare vanno, quando le prepariamo e indipendentemente da come le vuoi affrontare, è lo spirito che fa la differenza. Fa la differenza, l'abbiamo visto, perché comunque ogni gara ti porta un pericolo, una sofferenza, come è stata a Siena, e devi saper reagire, devi saper stare sul pezzo. Magari con la Fermana le prime difficoltà ci siamo un po' disuniti, e quello non deve succedere. Oggi ho visto quell'unione, l'ho vista su tutti, ma questo non ho dubbi, su tutti gli interpreti di questa rosa. Questa è una rosa che ha un cuore importante, ma la cosa che adesso voglio dire è che già la testa deve stare alla prossima gara. Allora, mi dicono che c'è un aggiornamento in diretta direttamente dall'ottico di Occhiuzzi a Cosenza. Il tecnico ha cambiato gli occhiali e ha vinto. Secondo me porta bene. Sono occhiali Occhiuzzi, effettivamente ci stava anche questo. Gli occhiali di Occhiuzzi. Ringraziamo Andrea Olmeo per questa breaking news. Che ci ha subito dato, insomma, l'ultimo aggiornamento per Andrea Olmeo. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Insomma, abbiamo sentito le parole di Occhiuzzi, Roby, che diceva la testa già al prossimo impegno, però ovviamente al di là di quello io credo che la testa
anche oggi, domani sarà Sì, poi ancora c'è quello che è un successo focus sabato. importante di quello che lui dice, cioè dobbiamo imparare a crescere e non c'è tempo, che è la verità. Cioè, l'Olbia non ha più tempo per lanciare palla lunga, l'Olbia deve diventare una squadra come quella vista contro il Fiorenzuola e migliorare, cioè da lì partire e crescere. Non può permettersi neanche di essere alla prossima partita la stessa vista Fiorenzuola, perché magari non basterebbe. Quindi non c'è tempo, questa sarà la sfida più importante per Occhiuzzi e per i bianchi, cioè ritrovare fiducia dopo questo successo, ma ritrovare anche certezze poi tattiche in campo contro magari avversari che sono più in forma e che potranno metterli in difficoltà maggiormente rispetto a un Fiorenzuola, che è una grande squadra, secondo me, per questo girone B, però arriva da un periodo di forma oggettivamente in difficoltà. Sì, un periodo nero davvero per la squadra di Luca Tabbiani, che tra l'altro, se non sbaglio, ha fatto 5 sconfitte e una vittoria nelle ultime 6, quindi insomma davvero un ruolino molto abbastanza pessimo, diciamo così, per gli emiliani. Allora andiamo a vedere il prossimo turno della girone B di Serie C, così giusto per chiudere appunto il discorso legato alla terza serie. Partita importante, trasferta difficile per la Torres di Stefano Sottili a Siena contro i bianconeri toscani. L'Olbia, forse è una gara ancora più difficile, visto che arriva al Nespoli la terza forza del campionato, ovvero la Virtus Entella. Subito uno scontro contro il passato per Daniele De Sena. Poi Alessandria San Donato Tavarnelle, Fermana Ancona, un altro bel derby marchigiano, insomma Gian Donato contro Melchiorri, una gran bella partita. Imolese Cesena, in questo caso derby romagnolo. Lucchese, che vale un testa coda quasi. Apro parentesi, tutte queste informazioni che stiamo dando sulla geografia... Ce le ha date Olmeo, sì. No, noi le stiamo dando per Andrea Olmeo, cioè perché così poi lui le impari e ne faccia davvero tesoro. Poi Lucchese Recanatese, Montevarchi Fiorenzuola, Pontedera Carrarese, altro derby toscano, Vispesaro Rimini, Reggiana Gubbio, che sarà un'altra bella partita insomma per la squadra appunto allenata da Aimodiana, che è in testa al girone B. Nel frattempo breaking news, e prima di passare alla Serie D, si è appena conclusa la sfida della Dinamo Sassari contro Trento, una bella vittoria per i bianco-blu di Piero Bucchi. 77-95, quindi una Dinamo che continua a infliggere punti su punti. Non è larga come quella contro Pesaro, ma è sicuramente una vittoria che dà innanzitutto continuità a questa Dinamo, che ne ha bisogno in maniera importante, e soprattutto è una vittoria che fa ben sperare, no? Per la crescita di questa squadra, che di solito era un pochino troppo altalenante nei risultati tra casa e trasferta. Magari ne parleremo nell'ultimo minuto, sono gli ultimi 2 minuti con il nostro Matteo Cardia, perché è tempo di passare alla Serie D, vedere quelli che sono stati i risultati del girone G, quello dove militano le 4 squadre sarde. Eccolo qua il cartello con i risultati. Sconfitta per 0-1, diciamo prima, per l'Ilva Maddalena contro il Portici. Altra sconfitta 0-2 per la COS contro la Casertana, altra sconfitta uguale però in trasferta per la Arzacchena contro la Lupa Frascati, poi questo roboante 0-3 dell'Atletico Uri contro la capolista Paganese. 1-1 tra Aprile e Palmese, 0-0 tra Cassino e Visartena, 0-2 vittoria esterna del Pomezia contro il Real Monterotondo Scalo, 1-1 tra Nola e Angri, 0-0 tra Tivoli e Sorrento. Questa è la classifica del girone G, con il Sorrento che non approfitta per l'ennesima volta, mi verrebbe da dire, Robby, e del passo falso della Paganese, che resta lì in testa a quota 44, 41 per il Sorrento, 37 per la coppia formata da Lupa Frascati e Palmese, 34 per la Casertana, 33 per il Cassino, 31 per Arzacchena e Real Monterotondo Scalo, 27 per l'Aprilia, 26 per l'Atletico Uri, che con questo ruolino veramente incredibile si è tolta al momento, ovviamente, perché poi la classifica è molto corta, però dalla zona caldissima. 25 punti per 4 squadre, tra cui anche l'Ilva Maddalena, Visartena, Portici e Pomezia, 24 per Angri e Tivoli, 23 per il COS, 20 per il solito Nola fanalino di coda. Andiamo a vedere tutti i gol delle sarde, tranne quelli purtroppo dell'Atletico Uri, che però vi proporremo domani in zona mista. Quindi i gol di Arzacchena, le 3 sconfitte fondamentalmente, Costa Unitaria Sarda e l'Ilva Maddalena, purtroppo è andata così. Andiamo.
Ecco, c'è un altro prezioso veramente contributo dalla Marisa redazione Olmeo, di giusto? Marisa Olmeo, che ci segnala che il tifoso di Frascati, quello che è esultato davanti alla telecamera, è stato già arrestato. Questa è una citazione. Direttamente, esatto. Olmeo non era neanche nato quando avvenne questa... Anche se dimostra No, era 64 nato. anni. In realtà era nato. Era nato. È clamorosamente vecchio. Assolutamente. Abbiamo 7 minuti scarsi per raccontare quello che è successo in Serie D, ma io inizierei subito andando a sentire le parole di Alessandro Aloia, doppietta oggi nello 0-3. Doppia cifra, 10 gol anche per l'attaccante olbiese, insomma lui sì che ha fatto molto male alla Paganese. Andiamo. Sapevamo l'importanza di questa gara, sapevamo che venivamo in un campo molto difficile, essendo Paganese una piazza molto importante, ma soprattutto prima in classifica. Però noi stiamo bene, sappiamo il nostro valore, siamo venuti qua a fare la nostra partita e è andata molto bene. Al di là del timore evidenziale che la vostra squadra non ha mostrato, avete giocato, avete dovuto essere su ogni palla, mostrando di avere anche una condizione atletica eccellente. Allora, se noi lasciavamo il pallino del gioco alla Paganese, visto la qualità della squadra, ci avrebbero messo sotto. Noi abbiamo giocato la nostra partita aggressivi su ogni pallone e ha portato i risultati giusti. Questi gol prima di tutto li dedico alla mia squadra, perché senza di loro io non sarei riuscito ad arrivare alla doppia cifra. Siamo un bel gruppo, siamo affiatati e vogliamo far bene. Poi io personalmente dove posso arrivare si vedrà alla fine del campionato. Posso dirlo, sono contento per Alessandro Aloia che sia arrivato Ci sta. alla doppia Ma farà più cifra. gol lui o il ragazzo, visto che sono entrambi a quota 10? È interessante, effettivamente come lotta. Andiamo a sentire invece poi le parole di un Marco Nappi decisamente di umore opposto rispetto ad Alessandro Aloia dopo il 2-0 scusate, di Frascati, che di fatto ferma a 2 vittorie consecutive contro altre squadre della zona playoff la corsa degli Smeraldini. Presente, anche perché avevamo Pica indisponibile, Lo indisponibile, e lui ci ha fatto trovare pronto. Io l'ho sempre detto che per me è molto importante, anche se non giochi partita dopo partita, ma devi farti trovare pronto. Lui è stato veramente molto molto bravo, ha fatto una grande partita e sono fiero di questo ragazzo perché è in grande crescita. Però comunque oggi una sconfitta che mi lascia un po' di rammarico, perché è venuta su 2 episodi su calci piazzati, di cui uno il primo tempo assolutamente una punizione dal limite che non c'era assolutamente, e dispiace perché saremmo andati negli spogliatoi sullo 0-0, sarebbe stata un'altra partita, come poi abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Abbiamo preso in mano il gioco, abbiamo creato, però non siamo riusciti a concludere. Però è una sconfitta che ci farà crescere e già da domani, da domenica prossima col Pomezia, cercheremo di riportare a casa i 3 punti, perché questa squadra ha veramente la forza per poterlo fare. Arriva il Pomezia ad Arzacchena, roba una partita che insomma, viste anche i precedenti, sarà sicuramente divertente. Chiudiamo l'analisi Serie D con il nostro Matteo Cardia, che ha seguito per noi Costa Orientale Sarda Casertana. Quanto è bello! Bellissimo, veramente meraviglioso. Matteo, 1 minuto e mezzo per raccontarci questa bella partita, e poi avrai forse qualche secondo per raccontarci la Dinamo, quindi devi essere proprio rapido. Innanzitutto buonasera a tutti. Insomma, è stata una sconfitta pesante, come avete detto anche all'inizio voi, 2-0 contro la Casertana, soprattutto ai fini della classifica, per come arrivata a Isarranas nel piatto di Tertenia. Una partita che nel primo tempo non ha detto tanto per quanto riguarda le emozioni proprio della gara, un'occasione per parte, primo tempo finito sullo 0-0, intenso anche a livello proprio di cartellini, di gestione anche da parte dell'arbitro della gara. Secondo tempo che invece è stato di tutt'altra marca, partita che si è sbloccata nella seconda parte di gara, ma
è stato decisivo, soprattutto intorno poco prima del 70esimo, l'espulsione di Mattia Floris-Kos, che è rimasto in 10 ed è questo, scusate, è stato il momento in cui la partita si è definitivamente sbloccata a favore della Casertana, espulso anche il vice allenatore della COS Antonio Carta per proteste. Pochi minuti dopo, esattamente 3 minuti dopo, è arrivato il vantaggio con un gol di Turchetta da parte della Casertana, dopo il tentativo di Ferrari parato, però da un De Luca ottimo, soprattutto nel primo tempo, ma anche a inizio ripresa, quando la Casertana ha cominciato a spingere. Nel finale, secondo gol della Casertana in contropiede, dopo che l'Adu da punizione aveva sfiorato il pareggio. Poco prima del secondo gol, espulsione di Mister Loi, quindi nel prossimo turno non ci saranno né l'allenatore né il vice allenatore per quanto riguarda la Costa Orientale Sarda. Finale molto teso, con il triplice fischio che è arrivato appena prima dello scoccare del 95esimo, parapiglia finale, insomma, che non è stato un bel vedere a fine gara, tanto nervosismo che l'arbitro ha fatto fatica a riportare completamente alla calma. Però insomma quello che conta è poi la classifica, e la COS, come dicevate all'inizio, è oggi penultima in classifica, quindi dovrà cercare, per quanto la classifica sia corta, di cambiare marcia molto, molto presto. Grazie Matteo, sei stato quasi giusto, dai, diciamo Quasi così, giusto, sì. con i 2 minuti. Deve imparare ad essere come Olmeo, breve, intenso. Esatto, breve, intenso, e a passarci anche queste breaking news. Allora, siamo in chiusura, signori, di questa nuova puntata della domenica di 131, insomma, come sempre su 131 Teleregione Live, Directa Sport, utg.net e Radio Calaritana, quindi dalla TV allo streaming alla radio, siamo un po' ovunque. Chiudiamo ricordando che ieri la Dinamo femminile di Antonio Restivo ha vinto una partita importante contro Campobasso per 72-65, per cui insomma chiudiamo con questa bel risultato, un bel pareggio del Cagliari Primavera, esatto, contro il Frosinone ieri pomeriggio. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Marcello Mura in regia, alla prossima sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.